Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa nuova giornata, questa nuova settimana con la nostra trasmissione di approfondimento. Come di consueto due ospiti, due argomenti diversi, potremmo dire diametralmente diversi anche quest'oggi, ma l'occasione per approfondire dei temi di estrema attualità. E molto interesse appunto su più punti di vista ha il Jobs Act, tutte le norme in esso contenute. Ed è l'occasione per tornare a fare due chiacchiere e dare il buongiorno a Alessandro Bonzio, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi. Consulente del lavoro del sindacato unitario, l'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per il Veneto, è l'occasione appunto per vedere di un po' chiedere che ci venga fatta un po' luce insomma, su queste norme che naturalmente sono tuttora in fase di studio, di discussione. E per cominciare mi riferirei a delle sue parole citate non più tardi di 3 settimane fa, proprio alla fine di dicembre, e nessuno di noi consiglierebbe alle aziende di assumere ora, ma di aspettare ormai i 60 giorni di conversione dove auspichiamo più chiarezza nelle norme. I 60 sono diventati più o meno 40 ma c'è un po' meno nebbia, diciamo, di fronte a queste norme? Direi assolutamente che no, e quindi la riserva, che non è un parere negativo, è semplicemente una riserva nell'applicazione immediata, permane proprio perché sia le fonti sia le metodologie con cui verranno riconosciute queste agevolazioni non sono ancora certe e rimangono comunque interpretabili, per cui se il messaggio deve essere un messaggio ottimistico ci sta. Ma considerato il ruolo che rivestono i consulenti del lavoro e comunque i lavoristi, i professionisti lavoristi che io più precisamente rappresento come ANCL Veneto, rimaniamo assolutamente alla finestra per verificare il riscontro concreto di queste norme che sono state norme di indirizzo ma poi in realtà sono tuttora manchevoli in gran parte di norme attuative precise. Ecco, un titolo glielo posso chiedere? In questo momento mi diceva appunto... C'è un sorriso inizialmente, potrebbe esserci, ma in realtà com'è un po' la situazione? Perfetto, allora direi sicuramente che qualche movimento positivo sicuramente c'è stato. Ahimè, purtroppo ci sono anche segnali di natura opposta e facciamo proprio un esempio concreto per arrivare a capire. Quelli che sono stati i movimenti positivi, e quindi in particolar modo il riconoscimento dell'esonero per l'assunzione a contratti a tempo determinato, hanno avuto contropartita l'abolizione della legge 407 del 1990, la cito ahimè i termini proprio numerici, ma da tecnico non posso esimermi dal farlo, che era una norma che ormai quasi decennale, come potete ben vedere ultradecennale, e che funzionava benissimo per reinserire nel ciclo lavorativo soggetti assunti a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi o sospesi da lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale. Chiedendo agli addetti ai lavori sicuramente riscontrerete che è una legge che funzionava, è servita molto e francamente come tipo di benefici non era sicuramente inferiore a quelli che ci vengono proposti adesso. E oltretutto è stata molto sfruttata in questo periodo di crisi come situazione, come potrebbe cambiare? Allora, sicuramente sì, peraltro torniamo sul punto che il lavoro non si crea per decreto, può essere semplicemente agevolato. Allora, proprio perché siamo in un momento di crisi, proprio perché il ricorso alla cassa integrazione nelle varie forme in cui potrebbe essere efficacemente inserita una legge avente la stessa natura della 407 nel momento in cui effettivamente ci fosse una ripresa del lavoro. Qui si è cercato di rovesciare i termini della cosa, quindi interventi sulla stampa come quelli che abbiamo potuto riscontrare, per cui alcune imprese procederanno, non ultima la Fiat, la FCA, la ex Fiat, a fare assunzioni di 1500 lavoratori, chiaramente lo farà usufruendo di questa norma agevolativa, ma altrettanto chiaramente lo avrebbe fatto anche in precedenza e lo farà semplicemente perché ha gli ordini e perché ha il personale che viene richiesto dalle linee produttive. Diversamente è del tutto evidente che non sarà l'agevolazione, soprattutto un'agevolazione di questo tipo, che farà schiodare il ben più ampio numero di persone che sono per strada o che hanno perso il lavoro. Per cui
Quindi c'è azienda non sono tutte Fiat sostanzialmente. Esattamente, esattamente. Il problema comunque è la situazione principale. Le aziende che devono assumere assumeranno comunque, certo lo faranno ben più volentieri con un credito, con un minor costo contributivo come quello che è stato proposto, ma ci sono comunque anche per loro, e nella stampa qualche imprenditore illuminato lo ha già capito, magari ascoltando le parole fatte dai tecnici, fatte da noi, fatte dal sindacato che rappresento, perché in effetti i tecnicismi, o meglio le approssimazioni tuttora presenti nella legge, non assicurano l'acquisizione certa dell'agevolazione così com'è o così come attualmente viene proposta. Per cui ottimismo sì, ma stiamo attenti a dove mettiamo i piedi. Ottimismo ne abbiamo sentito diverso, anche in commenti anche autorevoli di molti imprenditori, non di meno del presidente degli industriali veneti, che sostanzialmente diceva come queste norme potrebbero cambiare decisamente, insomma, lo scenario complessivo. È una spinta iniziale o davvero c'è questa possibilità che, se applicate in un certo modo, come dice lei, tra 60 giorni o quando sia, insomma, possa esserci questo cambiamento? Marco ulteriormente la differenza, auspicando che sia quello che dice il presidente degli industriali veneti, ma ahimè rimango della mia idea. Faccio anche delle precisazioni a questo punto, cercando di semplificare quelli che sono tecnicismi che ahimè caratterizzano il lavoro quotidiano nostro, e dico che uno dei primi dubbi che la norma fa nascere in questo momento è la natura stessa dell'agevolazione, e addirittura anche la spettanza, perché, tanto per essere chiari, la norma stessa all'articolo 1,120 dice che in ogni caso la riduzione contributiva spetterà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e quindi in funzione del finanziamento che verrà dato. Per cui io immagino e spero che il Presidente degli industriali faccia subito le assunzioni e quindi riesca a godere nella capienza dei fondi resi disponibili. Qualcuno resterà fuori. Chissà, speriamo di no, e andremo a vedere. La seconda questione che intendo sottolineare e che ci porta da tecnici ad essere un po' freddini in questo momento, e speriamo solo temporalmente, è la natura, perché nuovamente con delle imprecisioni terminologiche la norma lascia evidenziare potenzialmente due tipi di caratterizzazione: una agevolazione contributiva, ovvero sia un costo contributivo delle nuove assunzioni esattamente uguale a quello che è il personale ordinario già in forza, e il riconoscimento a latere di un contributo che ovviamente comprima il costo su quelle specifiche assunzioni. Alternativamente però la norma parla anche di esonero. Se si trattasse di esonero, evidentemente è una contribuzione inferiore rispetto a quella standard. Conseguentemente ne nascerebbe una duplicità di natura della somma agevolativa, ove ci sarebbe pure la possibilità che, essendo un ricavo diverso, e quindi nel primo caso dei due esempi che ho fatto, avendo natura di ricavo diverso, essendo assoggettabile a tassazione, il beneficio non sarebbe quello riconosciuto, ma bensì ridotto delle imposte, quindi grosso modo del 50%. E non poco, quindi. Tanti auguri per chi intanto parte con queste agevolazioni. Esatto. Altro che tanti auguri. Si parlava della facilità maggiore di poter licenziare in qualche maniera, perlomeno questo era uno dei dibattiti principali tra le parti. Allora, è del tutto evidente che quando si vuol proporre novità di questo tipo rispetto a una legislazione che fa riferimento a norme del 1970, è chiaro che il problema diventa deflagrante. La questione poi, secondo noi, non si limita esclusivamente ai tecnicismi del licenziamento, ma diventa un problema proprio anche di stabilità sociale. È vero che le rigidità che caratterizzano l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sicuramente risultano poco attraenti, soprattutto per chi non è abituato a muoversi nell'ambito della normativa italiana, ma è altrettanto vero che le realtà di cui si tratta e che applicano effettivamente l'articolo 18 sono esclusivamente le imprese di grosse dimensioni, oltretutto imprese sulle quali i consulenti del lavoro lavorano solamente in maniera residuale, perché ovviamente sono organizzate per operare al loro interno. Resta il fatto che obiettivamente il lavoro in quanto tale, e qui sottolineo il lavoro in quanto tale e non il lavoro subordinato, è degno della massima dignità,
come qualche sindacalista sicuramente di rilievo, sicuramente acuto, ha avuto modo di richiamare l'articolo 1 della Costituzione, lasciando però intendere che quell'articolo si riferisce al lavoro subordinato. Non è così, è tutto il lavoro che va rispettato, anche quello imprenditoriale, anche quello artigianale, anche quello professionale. Allora, come ANCL, come Associazione Consulenti del Lavoro, chiediamo e poniamo sul tavolo un riesame, un'analisi, non genericamente dei 40 e oltre contratti che vengono dichiarati come esuberanti rispetto alle norme esistenti in Italia, ma avere il coraggio di andare a dire che non sono solo i tipi di contratto di lavoro dipendente che vanno correttamente gestiti, ma tutti i tipi di contratto, quindi anche quelli autonomi, anche i contratti di appalto, anche i contratti di associazione in partecipazione, anche le partite IVA, cioè i contratti professionali o i contratti d'opera. Inutile parlare di partite IVA fasulle, perché stiamo parlando tautologicamente di un qualcosa che è inesistente per definizione. Quindi bisogna andare a parlare di contratti andandoli ad esaminare, andarli a comprenderli e facendoli rispettare. Per questo delle commissioni particolari, delle risoluzioni particolari c'erano già, c'erano le commissioni di certificazione, ove la volontà delle parti e l'eventuale rispetto della volontà delle parti poteva ben essere verificato anche prima di queste ultime novità. Domanda però, sono tantissime posizioni dubbie, diciamo, rispetto a queste, diciamo, finte assunzioni. Quanto hanno lavorato queste commissioni realmente? Perché la discussione poi si protrae da anni. Assolutamente puntuale, la domanda è correttissima. Percentualmente, allora, in realtà le commissioni hanno lavorato a macchia di leopardo. Ce ne sono che hanno lavorato in maniera assolutamente efficace e posso dare dei riferimenti assolutamente precisi. Provincia di Modena, Parma, Venezia non meno, ce ne sono delle altre che hanno totalmente disincentivato per sua natura proprio l'operatività di queste commissioni. Allora, e lei mi porta veramente, mi dà la palla pulita da portare in meta direttamente, è del tutto evidente che qui il problema non è la carenza di norme o la necessità di andare a modificare l'articolo 18 della legge 300, qui il problema è di far funzionare quelle che ci sono, facendo i controlli e facendo tutti la propria parte, le associazioni datorili, i professionisti lavoristi, specialisti della materia e il legislatore, cominciando a fare delle norme chiare, delle norme univoche a tempo debito, non facendo attendere l'emanazione delle norme regolamentari e quindi della regolamentazione di dettaglio, e lasciando meno margini possibili alle interpretazioni fatte spesso e volentieri poi per quadrare i bilanci dei singoli istituti o peggio dei bilanci dello Stato. E come diceva prima del fatto che sia soprattutto applicato per le grandi aziende, abbiamo parlato di FCA, l'articolo Fiat, 18, sì. Articolo 18, certo. Per quanto riguarda invece imprese più piccole, facciamo un esempio particolare, anche imprese medie, nel senso sulla quarantina di dipendenti per esempio, un'azienda che volesse in qualche modo fare un intervento importante, fosse per il momento di crisi destinata a fare un intervento importante, magari su 2/3 dei dipendenti, in questo modo, con questo tipo di norme, potrebbe agire in qualche maniera, sarebbe più libera per invece agire sul licenziamento di qualcuno, una piccola parte dei dipendenti stessi, allora, oppure non cambia niente? Obiettivamente sì. Allora tariamo intanto anche da un punto di vista numerico, anche se non è mai facile calare l'aspetto tecnico in una platea molto ampia. Certo. Rischio di esporre la mia schizofrenia ormai congenita, visto i troppi anni di professione. Il numero di riferimento è 15 dipendenti. 15. Per cui aziende di una dimensione poi non così macroscopica. Io cerco appunto di dare appunto una dimensione di questo tipo, cioè la piccola, diciamo, sotto le 15, ma anche una che sia un po' più grande. Quindi, ecco. Sicuramente sì, queste norme rendono più agevole, diciamo così, il troncamento del rapporto, quantomeno una certa casistica molto particolare. Anche qui però dobbiamo essere corretti nell'andare a esporre. Io non sono negativo a priori rispetto a nuove soluzioni, che comprendo anche nella loro motivazione. Qui però dobbiamo essere onesti, dobbiamo dire che il problema non è tanto la norma vecchia formulazione piuttosto che la nuova formulazione così osteggiata dai sindacati. Qui il problema è la tempistica di reazione da parte della giustizia, e non sto puntando il dito contro la magistratura, ma sto dicendo che non è possibile arrivare alla fine di tutti i gradi dopo 15-20 anni e magari ordinare il reintegro
e la corrisponsione di tutte le retribuzioni nel frattempo non corrisposte. È quello che fa paura. È bravissimo. Il problema non è il licenziamento. Voglio citare Felice Mortillaro, che è stato purtroppo un professore di diritto del lavoro deceduto, meglio noto come il falco di Federmeccanica, ma con un'affermazione che secondo me era condivisibilissima. Il problema non è il licenziamento, il problema è il costo del licenziamento. E questa è una realtà affermata ormai più di una decina, quindicina di anni fa. Non sono molto forte con le date, ma Mortillaro è morto circa 10-15 anni fa, quindi niente di nuovo sul fronte occidentale. Qui il problema è parlarci chiaro e garantire il funzionamento delle istituzioni, se si vuole risolvere i problemi. Se si vuole. Marchionne, citato già prima, proprio diceva in questi giorni che in pratica l'importante adesso è che non si debba far lui, tra virgolette, lui in persona, a carico della totale vita lavorativa della persona. È quello un po' il punto. Con queste nuove norme teoricamente quindi c'è questo sgancio? Allora, tendenzialmente sicuramente sì. Qui torniamo a differenziare, a marcare e questo è assolutamente opportuno farlo e dovrebbe essere fatto in tutte le sedi. Marchionne parla italiano ma ragiona da americano. E questo non è di per sé un difetto, ma nel momento in cui fa delle scelte imprenditoriali che investono nel mercato americano, quello italiano, quello brasiliano, quello polacco, è del tutto evidente che non può omettere di calare quelle che sono le proprie idee, quindi l'esposizione delle soluzioni che lui propone per la sua azienda nel contesto culturale e nelle garanzie che vengono date. Il welfare italiano è fuori discussione che è un welfare decisamente migliore rispetto a quello americano. E qui è inutile fare gli americani in senso lato o con la K, ecco, bisogna essere coscienti di quello che si fa. Dopodiché che quel welfare sia sostenibile, abbia un costo e che quel costo venga effettivamente parametrato per quelli che sono i risultati, oppure qualcuno ne approfitti, come abbiamo avuto ai noi modo di riscontrare dalle informazioni tratte dai giornali, e che questo non sia più possibile farlo, di questo Marchionne non può che darci atto e riconoscerlo. Poi è del tutto evidente che nel momento in cui lui trasferisce e non voglio con questo additarlo personalmente, ma semplicemente sottolineando che la Fiat ha trasferito la sua sede fiscale in Inghilterra piuttosto che in Olanda o dov'è e paga le imposte lucrandoci evidentemente un'utilità di bilancio, mentre tutti gli altri imprenditori di dimensione più piccola devono e sono costretti a lasciarla in Italia, è del tutto evidente che da un punto di vista aziendalistico sottoscrivo alla virgola quello che dice, da un punto di vista più etico, sì, dal punto di vista della gestione del personale, mi dispiace ma non sono allineato. Un minuto circa alla fine della prima tranche, per capire se allora, parlavamo del welfare complessivamente, ma con queste norme l'Italia come si può dire che si avvicina ad altri paesi europei e non solo, oppure resta avanti? Come possiamo definire questo? Qua mi tocca sul vivo, ma mi fa sicuramente piacere, anche perché mi dà... Se è anche più di un minuto abbiamo poi tutto il tempo per approfondire. È sicuramente più di un minuto, allora lascio un flash. Benissimo. Nel pacchetto delle norme su cui lei mi ha gentilmente invitato, c'è anche una parte che è conosciuta come decreto semplificazioni ed è già uscita in Gazzetta Ufficiale ed è il decreto 21 novembre del 2014. Allora, se come è giusto che sia, si deve rendere semplice la gestione del dato per evitare l'evasione o situazioni di dumping fiscale o lavorativo, il primo passo è proprio quello di semplificare e di rendere comprensibile a tutti, cioè all'ultimo dei dipendenti quanto gli resta in tasca, quanto costa al datore di lavoro e al datore di lavoro che deve procedere alle assunzioni, fosse anche a queste agevolate, quanto gli costa il dipendente e quanto al dipendente va a riconoscere. Allora, se partiamo da questo presupposto, allora i consulenti del lavoro, l'ANCLA, assieme all'Associazione degli ispettori di vigilanza, circa un anno fa, nel settembre 2013, avevano già proposto la busta paga europea. Lei mi provoca, giustamente, mi dice rispetto agli altri paesi europei, noi abbiamo proposto un cedolino paga uguale per tutta l'Europa, ci basterebbe uguale solo per l'Italia. Se lei cambia lavoro e va da un altro datore di lavoro, gli ci vorranno almeno 6 mesi per capire dove trova il netto in busta del suo nuovo cedolino paga. Le pare che sia permesso? E su questo cedolino riprendiamo tra pochissimo la discussione con il dottor Alessandro Bonza, tra poco.
Busta paga europea, stavamo accennando poco fa, sicuramente un modo che è stato lanciato qualche mese fa. Alessandro Bonzio, che è il consulente del lavoro, ci deve spiegare un po' come è andata a finire sostanzialmente. Ma allora mi consenta un attimo di prendere lo spunto, ripeto, dalla norma che ho citata e che è recentissima e che è del novembre 2014. Ci danno come una inaspettata e assolutamente benefica semplificazione nei confronti esclusivamente del fisco di una certificazione unica che era storicamente il famoso 101, per chi ha qualche cappello grigio come noi se lo ricorda ancora, poi denominato CUD, adesso CU, che dovrebbe diventare unico documento non solo per i dipendenti ma anche per i lavoratori autonomi, quindi per i giornalisti sia pur freelance e quant'altro, dichiarando come assolutamente semplificatorio il flusso dei dati che il datore di lavoro deve trasmettere agli enti per poter gestire correttamente le posizioni e previdenziali e assicurative ma anche fiscali di tutti i soggetti che vengono ad operare. Allora, in realtà la cosa è da vedere sotto un punto di vista completamente diverso, nel senso che la prassi ci rende, come accennavo prima, assolutamente palese il fatto che se un dipendente deve cambiare datore di lavoro, sicuramente dovrà studiarsi il nuovo cedolino paga rispetto a quello che era abituato a prendere almeno 3 o 4 mesi per cominciare a capire dove trova. Cambia radicalmente. Cambia radicalmente. Ed in ogni caso, quando anche lo abbia studiato accuratamente, spesso e volentieri non troverà mai le stesse voci, non le troverà mai nello stesso punto e non riesce mai a capire qual è effettivamente, oppure al limite si limita alla percezione di quello che è il dato relativamente al bonifico che riceve, ma non capirà mai quanto costa al datore di lavoro, qual è il prelievo contributivo a suo carico, perché una parte dei contributi sono a carico del dipendente, quanto è il costo del datore di lavoro per mantenere quel dipendente e se c'è effettiva convenienza. Anche TFR e altre voci insomma, che hanno... Altro esempio della cosa, adesso si parla per esempio, e vado a latere a fare un esempio, del TFR da corrispondere durante il rapporto di lavoro per stimolare, per incentivare. Nessuno ha detto che questo andrà ad incidere minimalisticamente nei trattamenti dell'ISEE, cioè per esempio per avere l'asilo agevolato privo di costo. È chiaro che come TFR corrisposto alla fine come retribuzione differita non incide, spalmato nella retribuzione che dovrebbe stimolare i consumi, in realtà fa perdere le agevolazioni dell'ISEE, quindi nel caso in specie l'asilo agevolato. Ed è tassato ulteriormente? Viene tassato ordinariamente perché viene considerato non più retribuzione differita ma retribuzione corrente, allora ci si deve spiegare qual è il beneficio e quali sono i soldi che restano in tasca al dipendente per poter riavviare l'economia. Quindi anche gli 80 euro famosi dell'anno scorso hanno questa più o meno... È del tutto evidente, quindi se noi guardiamo gli 80 euro in quanto tali è evidente che sono comunque soldi corrisposti, quindi ben vengano, ma è del tutto evidente che se andiamo a vedere l'effetto fiscale che questi comportano e comunque le conseguenze che ne derivano, è chiaro che a conti fatti complessivamente il beneficio è molto inferiore e non ci si può meravigliare se poi l'economia è rimasta dov'è. Ma torniamo al cedolino unico europeo e ci basterebbe italiano, ripeto. È del tutto evidente che se noi abbiamo dei lavoratori romeni che applicano dei contratti di lavoro pacificamente e evidentemente più bassi dei nostri, c'è tutta la convenienza in un ambito di un'economia aperta come quella dell'Unione Europea a far venire a lavorare in Italia dei lavoratori che sono assunti, ma non solo i romeni, anche gli italiani che vengono assunti dalle aziende romene che non si spostano manco dall'Italia, rimangono in Italia forzando l'interpretazione normativa e quindi facendo del dumping di fatto. È chiarissimo che prima di tutto a costo zero, perché il cedolino basterebbe renderlo obbligatorio a livello generale, rendendo palesi tutti i dati di raffronto al di là della dicitura letterale, ma facendo trovare a tutti i soggetti interessati il dato di riferimento esattamente nella stessa posizione. Così il lavoratore irlandese che viene in Italia o quello italiano che va in Romania o quello che dalla Romania va in Svezia saprebbe esattamente quanto percepisce,
quali sono gli oneri, qual è il trattamento, e le ricostruzioni previdenziali a distanza anche di decenni, perché ormai soprattutto i giovani meno di 40 anni non potranno lavorare per andare in pensione, sono in grado anche di unificare le loro posizioni senza grossa fatica, consentire agli organi deputati di fare i controlli del caso e trasmettersi i dati. Se proprio semplificazione si voleva fare, perché non ci si impegna coinvolgendo tutti i soggetti che questo fanno quotidianamente, sforzandosi di andare in questa direzione? Ribadisco, l'ANCL, unitamente all'Associazione degli Ispettori del Veneto, questo lavoro l'avevano già fatto. E la risposta non c'è stata? Allora, il nostro lavoro è stato sottoposto a più di qualche parlamentare, sia del Parlamento italiano sia del Parlamento europeo, a più di qualche candidato. Abbiamo ricevuto qualche gratificazione, nel senso di sorrisi e compiacimenti, ma mi pare che se questo è il risultato, dico che l'intervento è stato molto parziale. Quindi vengo a dire, prima di fare una riduzione dei contratti da 46 a 10 a quello che si vorrà fare, forse sarebbe bene andare a chiarire quali sono gli elementi di riferimento e continuare a gestire in maniera corretta i contratti che ci sono presenti nel codice civile come peraltro nel codice del lavoro da una vita, e ripeto, è l'uso che ne viene fatto, scorretto o corretto, che ne fa la differenza, non tanto il numero. Sì, esatto, quindi 40-46 possono anche starci, però che ci siano i controlli. Ecco, che ci siano i controlli e che vengano agevolati i controlli, semplificando gli adempimenti e omogeneizzandoli a livello di Unione Europea e almeno dico a livello di Stato italiano. In qualche modo. Una curiosità, se me la sa dire, tra i parlamentari quanti consulenti del lavoro ci sono? Ce ne sono perlomeno? Allora, il dato esatto non glielo so dire, sicuramente c'è stato qualche consulente del lavoro. Non sono stati moltissimi, però devo anche dire che l'ANCL rappresenta non solo consulenti del lavoro, ma i professionisti lavoristi, quindi possono aderire anche commercialisti lavoristi, e ce ne sono parecchi, e anche avvocati lavoristi. Quindi, per risponderle indirettamente, gente competente che queste cose le conosce e che avrebbe potuto stimolare molto di più sotto questo versante, sicuramente nel Parlamento ce n'è. Aggiungo professori universitari e gente che la materia la mastica. Ma la voce purtroppo si sente fino a un certo punto, riesce a farla arrivare. Qua torniamo sul punto, se l'esigenza della norma è un'esigenza di tipo elettorale, è chiaro che diventa difficile capirsi, perché non si può risolvere un problema tecnico avendo in mente interventi magari dolorosi ma che fanno perdere evidentemente voti. 2 minuti e mezzo alla fine, per cui ne approfitto per, non so se definirlo un giochino o cosa, però chiedo a lei di fare un comizio, anche di 1 minuto, con le richieste effettive che sono da fare i politici in questo momento, in questi giorni che si avvicinano ai 60 giorni, diciamo, per i decreti, ma anche a un periodo più lungo, insomma, di discussione per il Jobs Act. Allora, più che un comizio, direi che potrei dare da tecnico il consiglio di sentire prima e per tempo i tecnici, raccogliendoli attorno ad un tavolo, dando un termine adeguato per cominciare a proporre e ad elaborare congiuntamente delle norme che partano delle norme di tipo regolamentare, evidentemente, perché le deleghe ci sono, mancano le norme attuative che sono proprio le riserve, che fanno nascere le riserve che noi abbiamo espresso, quindi raccogliere attorno a un tavolo tutti gli addetti ai lavori, che sono le associazioni degli industriali, le associazioni degli artigiani, dei commercianti, non da meno le associazioni dei commercialisti piuttosto che dei consulenti del lavoro che io rappresento, e cominciare ad acquisire delle proposte che sicuramente, essendo questi i soggetti che le debbono applicare ed interpretare, qualche spunto valido potrebbe arrivare a maturare sia in breve tempo sia in maniera molto efficace. Dopodiché è del tutto evidente che la politica non può sostituirsi al tecnico e il tecnico non può sostituirsi alla politica. O si dicono degli obiettivi chiari e si ha il coraggio di portarli avanti, e se no si continua a giochicchiare a centrocampo senza andare in meta. Si capirà qualcosa di più quando? Non certo a metà febbraio? Assolutamente no. Diciamo che se tutto va bene prima delle ferie, se le cose invece vengono stiracchiate se ne parlerà a ottobre-novembre. Quindi verso l'estate, e quindi cambio del Presidente della Repubblica, sì. Elezioni varie e tutto, quindi forse l'estate la facciamo passare. La priorità non è sicuramente la problematica del lavoro, anche se si vuol far figurare che
che si è centrati su quello. Non sono convinto. Grazie per i suoi approfondimenti, buona giornata Alessandro Bonzio, consulente lavoro dell'Ankel Veneto e non soltanto nazionale. Buona giornata. Grazie a lei. A tra poco con voi nuovamente qui a 7 in punto.